l'intervento che abbiamo preso nei confronti del ragazzo e purtroppo, nostro malgrado, era doveroso sospenderlo dalla nostra società a tempo indeterminato perché quello che ha postato poi sui social è sicuramente molto grave. Non ha ancora 20 anni l'autore del post di insulti razzisti rivolti ai calciatori del Real Padova attraverso un commento sul sito Tutto Sport. La società del San Giorgio in Bosco, dopo aver fermamente condannato le offese, ha preso provvedimenti. Il calciatore, classe 2005, è stato sospeso a tempo indeterminato. Il presidente del San Giorgio in Bosco, Luigi Brugnaro, ribadisce la lotta della sua società contro ogni forma di razzismo e discriminazione. La nostra posizione è chiara, nel senso che non tolleriamo questo tipo di insulti, non siamo una società razzista e non lo dico io in questo momento, ma è la nostra storia che lo conferma. Tanto è vero che abbiamo già in prima squadra 2 ragazzi di colore e altri 2/3 dell'Est Europa, quindi questo testimonia che non siamo razzisti. Brugnaro però precisa che durante il match dalla panchina non sono partiti insulti razzisti contro i giocatori del Real Padova. L'episodio, soprattutto quello che è stato pubblicato sui social, è grave, intollerabile, però vorrei sottolineare, e non giustifico, ripeto, e non giustifico assolutamente no, però vorrei sottolineare una cosa. A me, io non ero presente, non risulta che durante la partita ci siano stati insulti piuttosto che cori razzisti e smentisco fermamente, dopo essere informato, che dalla nostra panchina non sono partiti nessun tipo di offesa. Mi riferisco ai nostri dirigenti, all'allenatore che conosco benissimo e sulla quale sono pronto a giurare che loro non hanno fatto nessuna insinuazione di questo tipo. Raccogliendo l'appello lanciato dall'allenatore del Real Padova, Marco Varotto, che invitava i ragazzi ad assumersi le responsabilità e chiedere scusa nel nome dei valori promossi dallo sport e dal calcio, anche il Brugnaro ha voluto dare un messaggio educativo. Ho chiamato personalmente il presidente del Real Padova, scusandomi per l'accaduto spiacevole, e ho anche detto che mi farebbe piacere avere un incontro con lui, qui ragazzi cui sono stati sottoposte le offese, e con il nostro tesserato, in maniera che tutto si concluda con una scusa da parte del nostro tesserato e con un abbraccio veramente affettivo da parte di tutti, perché lo sport questo ci insegna.